Nel vocabolario. Salve. Ciao. L'ho chiamata assessora. Assessora. Ah, Fabrizio, ciao Pierpaolo. Piacere. Responsabile. Ecco, Irresponsabile. irresponsabile. Lui è responsabile, non Bene. E cosa gli chiediamo all'assessore? come è andata la serata? Vabbè, non è ancora finita. Però per il momento, sì, no, ci saranno altri spettacoli. Io sto cercando di dividermi in tutte le piazze, è un po' difficile. Però io facevo un'osservazione un po' particolare. Live, web, obiettivo. Ma la gente è tutta qui, no? Non solo di Cassano. Abbandoniamo il computer oggi, Certo, vero? sì, infatti. Vero? Ogni tanto, insomma, voglio dire, ma poi d'estate, voglio dire, stare davanti al computer d'estate non si sa. Che palle, è proprio brutto. Insomma, diciamolo pure, va. Sproniamo le persone a vivere il paese, non solo i cassanesi, ma anche gente che da fuori viene a rendersi conto di quella che è la situazione cassanese. È cambiata l'amministrazione, speriamo che il segno lo stiamo dando pian piano, sia visibile. Ma a prescindere da questo, perché il fatto che l'amministrazione sia cambiata è soltanto la parte, come dire, l'espletamento della parte burocratica, che poi è quello che ho fatto io per questa manifestazione. Mi sono limitata a patrocinare, a dare il mio contributo nella stesura delle pratiche, di tutto quello che serve appunto per far svolgere queste manifestazioni, perché che è successo l'anno scorso? Io ero l'associata di questa associazione appunto che ha organizzato la prima notte bianca di Cassano, soltanto in una piazza, perché questo gruppo di ragazzi alle prime armi ha cercato in tutti i modi di dare vita a questo evento e abbiamo incontrato tantissime difficoltà, non tanto nell'organizzazione in sé per sé, quanto nell'espletamento della parte burocratica. Quindi adesso che sono da questa parte mi sono messa nei panni degli organizzatori e ho cercato di agevolarli in tutto e per tutto, quindi è questo quello che ho fatto. Abbiamo patrocinato, abbiamo aiutato, ma il merito è solo ed esclusivo delle associazioni, di Turisticamente, di Giovani Fuori dal Comune, Amici di Tutti, della Proloco che ha aiutato veramente tanto. Infatti avete visto c'è uno stand, poi è aperta la sede, abbiamo fatto una buona pubblicità e c'è stata una collaborazione perché anche la comunicazione. Esatto, la comunicazione, infatti il web, cioè tutti gli altri, insomma tutti i giornali hanno fatto parecchio. Che altro? Fammi qualche domanda. Prossimo evento. Allora, il prossimo evento, non ricordo da calendario, sull'estate cassanese, non ricordo la data precisa, non ho un programma sotto mano, perdonate questa Lo mia... pubblichiamo noi sul web. E infatti così... Vogliamo dire che Cassano non è mai stato così, non andava mai gente come Perché stasera. io cerco di dare una risposta a questa domanda. Secondo me perché nessuno finora dei vecchi amministratori aveva valorizzato le associazioni cassanesi, che sono importanti, sono il nodo portante di tutte queste manifestazioni del paese in sé per sé. Quindi partendo da questo, che è stato l'inizio del mio assessorato, quindi questo incontro con le associazioni, secondo me, insomma, ripeto, questo è un buon inizio ed è la parte fondamentale, quindi... Si replicherà l'anno prossimo? Sì, sicuramente, è una data fissa ormai, l'ultimo sabato di luglio è la notte bianca, l'ultima domenica di agosto è la Sagra della Focaccia, sono le due manifestazioni importanti e poi tutte le altre manifestazioni dell'estate cassanese, ripeto, organizzate dalle associazioni che si sono proposte, si svolgeranno nelle varie piazze, insomma, cerchiamo in tutti i modi di valorizzare il paese, il commercio perché è importante, i talenti locali, dalla parte culturale alla parte spettacolare, alla parte teatrale, insomma un po' tutto. Speriamo in qualche modo pian piano di fare questi passi che ci portino a un'evoluzione in tutti i sensi. Grazie. Di niente. Un saluto, ciao Cassano Web, ciao!